Buongiorno a tutte e a tutti, vi parlo dal mio ufficio qui in Parlamento Europeo a Bruxelles. Questa sarà una settimana, come sappiamo, decisiva, molto importante per le decisioni che l'Europa prenderà, le misure economiche e finanziarie che l'Europa prenderà per sostenere gli Stati europei coinvolti dal dramma del coronavirus. Innanzitutto mi preme farvi sapere che stiamo lavorando fianco a fianco con il governo italiano per mettere in campo le misure più appropriate ed efficaci per aiutare le nostre aziende, la piccola e media impresa, la microimpresa e tutti i settori coinvolti da questa crisi. L'Europa ha preso innanzitutto una decisione storica, quella di sospendere il patto di stabilità, consentendo a tutti gli Stati di poter utilizzare tutte le risorse necessarie per far fronte alla crisi sanitaria e anche economica. Poi ha stanziato immediatamente 37 miliardi e 240 milioni per la ricerca sul vaccino, che sappiamo essere fondamentale. Come delegazione del Partito Democratico però chiediamo di più. Chiediamo innanzitutto che vengano emessi i Corona Bond, degli strumenti finanziari che aiuterebbero ulteriormente le nostre economie così provate, e utilizzare anche il Fondo Salva Stati, il MES, su cui in rete girano tantissime bufale e bugie. Il Fondo Salva Stati ha una dotazione attuale di circa 420 miliardi che noi chiediamo vengano utilizzati per far fronte a questa emergenza, cambiandone però un po' i connotati, cambiandone i vincoli, le limitazioni che in questo momento lo caratterizzano, ma lo possiamo fare se saremo come forze politiche presenti qui in Parlamento Europeo uniti davvero nel voler dare un contributo concreto nella soluzione a determinati problemi. Il 26 marzo, giovedì prossimo, saremo qui a Bruxelles in Parlamento. Il Parlamento sarà chiamato a votare questi importanti provvedimenti e a farlo non saranno soltanto i deputati presenti a Bruxelles, ma anche quelli che non possono raggiungere Bruxelles. Lo potranno fare online. Abbiamo voluto dire ai cittadini europei che il Parlamento, che la democrazia non si ferma, che il Parlamento è vicino alle categorie economiche e sociali, alle famiglie, ed ha tutta l'intenzione, tutta la determinazione di trovare insieme delle soluzioni efficaci, concrete ed immediate. Ecco, io credo che da questa crisi così drammatica, da questo incubo, ne potremo uscire più forti di prima se saremo davvero uniti e davvero capaci di superare delle divisioni che in questo momento farebbero soltanto male. Io vi aggiornerò però passo dopo passo su quello che decideremo e sulle prossime misure che la Commissione europea sarà chiamata a prendere ed assumere. Buona giornata.